Io ero perso, ma mi salvò. Ero cieco e oggi io vedo. La grazia sua mi riscattò da tutte le paure. Che prezioso fu il momento in cui credetti in Lui. Mi liberò, mi ha salvato dalle catene, mi riscattò. Grandiosa grazia, eterno amor, benedizioni Lui mi promise, sicuro in Lui io sono. Il mio scudo protezione fin quando io vivrò. Mi libero, mi ho salvato dalle catene, mi riscattò. Grandiosa grazia, eterno amor, perfetta grazia che dolce vita che ha salvato me. Io ero perso, ma mi salvò, ero cieco e oggi io vedo, mi liberò, mi ho salvato dalle catene, mi riscattò. Grandiosa grazia, eterno amor, è come un fiume di vero amor. Grandiosa grazia, eterno amor. All'unico che degno di ricevere l'onore, la gloria, la forza e il potere. Aure eterno, immortale, invisibile, ma reale, a Lui rivolgiamo lode. All'unico che è degno di ricevere
l'onore e la gloria, la forza e il potere, al eterno, immortale, invisibile, mareale, a lui rivolgiamo lode. Incorogniamo te, ore Gesù, incorogniamo te, ore Gesù, adoriamo il tuo nome, ci arrendiamo ai tuoi piedi, consacriamo tutto il nostro cuore a te. Incoragniamo te, ore Gesù, incoragniamo te, ore Gesù, adoriamo il tuo nome, ci arrendiamo ai tuoi piedi, consacriamo tutto il nostro cuore a te. Consacriamo tutto il nostro cuore a te. Consacriamo tutto il nostro cuore a te. Pace a tutti, io sono Milvia e vorrei condividere con voi questa poesia intitolata È troppo bello. È troppo bello, sia lode a Gesù, che un prezzo di sangue pagato ha per noi morte creature, serventi al peccato, ma ci ha riscattati e ci ha liberati. In Lui siamo rinati per vivere a Dio. È troppo bello per essere vero, eppure è vero, sia lode a Gesù, che a noi ha mostrato l'amore del Padre, che ci ha conosciuti e a noi si è svelato, noi vasi insipienti, ribelli al vasaio, eppure ci ama, eppure ci brama, eppure ci vuole riprendere a sé. È troppo bello che il Dio creatore su noi sia chinato e tutto ci ha dato, ci parla, ci ascolta, ci dona di sé, lo spirito suo che vuol vivere in noi. È troppo bello per essere vero, eppure è vero, sia lode a Gesù. È troppo bello che sempre risponde ad un cuore affranto che torna da Lui. È troppo bello che nulla rinfaccia, ma allarga le braccia e fa festa per noi. È troppo bello che sempre ci ascolta, che ci asciuga il pianto e guarisce e dà pace. È troppo bello per essere vero, eppure è vero, sia lode a Gesù, che presto ritorna con gli angeli suoi, così che saremo in eterno con Lui. Amen. Buongiorno a tutti, mi sentite? Buongiorno nella pace del Signore Gesù, siamo qua stamattina, che benedizione, che meraviglia, svegliarsi con un sorriso e ringraziare Dio per un giorno in più nella sua presenza. È così che possiamo iniziare la giornata, ringraziando Dio perché ci ha permesso di avere un giorno in più. La Bibbia dice che Mosè ha detto: Signore, insegnami a contare i miei giorni perché trovi in te saggezza. Alleluia, che benedizione.
È vero, se noi ci rendiamo conto, vediamo che la nostra vita non è niente che la volontà di Dio. È Lui che ci dà ogni giorno, è Lui che ci dà da respirare, è Lui che ci fa alzarci del letto che eravamo, è Lui che ci fa seguire avanti. Ah, ma io oggi non ho proprio voglia, forza, non sto bene. Ricordati del tuo Creatore nei giorni della tua giovanezza. Prima che i giorni bui arrivino, ma oggi è il giorno del Signore. Contempla la sua gloria, contempla la sua formosura, il suo amore, la sua grazia potente in noi. Questa è la preghiera del mattino. Benvenuti a tutti. Siamo qua, io sono il pastore Victor Lopez, pastore della CEA Damit in Italia, e per me è un piacere essere qui con voi, che Dio vi benedica. Questa è la preghiera del mattino, un programma della CEA Damit, Chiesa Evangelica, Assemblea di Dio Arca Missionaria in Italia. Noi siamo le chiese evangeliche, Assemblee di Dio Arca Missionaria Italiane, e siamo qui per dare gloria al nome del Signore insieme a voi. Ma non dimenticare che siamo tutti dello stesso corpo, andremo allo stesso cielo e serviremo qui in eternità al Signore, allo stesso Signore. Alleluia. Gloria a Dio. Se hai una benedizione da contare, una richiesta di preghiera, potete inviare su questo numero di WhatsApp 351 360 4320. Potete mandare un messaggio su questo numero di WhatsApp. Se volete anche conoscere la missione, potete anche iscriverci e lì possiamo presentarvi. Conoscete il progetto Non Sei Solo? Il progetto Non Sei Solo è un progetto missionario di assistenza alle persone, siano agli stranieri, siano agli italiani, ma a tutti che hanno bisogno e che sono in necessità. Il progetto Non Sei Solo è nato nell'anno di 2020 tramite quella catastrofe che è stata la pandemia, ma in mezzo alla catastrofe una porta di Dio si è aperta per noi, per questa missione, dove sviluppiamo questo progetto d'assistenza da quell'anno. E allora abbiamo iniziato distribuendo 11 pacchi alimentari, 6 alunni della classe di italiano, e oggi per la gloria di Dio siamo qui, continuiamo assistendo le persone. E se non conoscete ancora, abbiamo una nuova attività, che non è nuova perché facciamo già da 2 o 3 anni, che è il pranzo. Ogni domenica a mezzogiorno a Firenze si fa il pranzo, e adesso abbiamo esteso questo pranzo di martedì e giovedì. Ogni martedì, giovedì, in via Il Prato 40 Rosso, abbiamo il pranzo di mezzogiorno. Potete venire, è gratis per chi ha bisogno, per chi vuole stare in compagnia. Venite, perché il progetto Non Sei Solo non è solo per i bisognosi, per quelli che non hanno da mangiare, ma anche per quelli che si trovano da soli e che vogliono un po' di compagnia. Tu che sei a casa da solo e vuoi venire a mangiare con noi, ci farà molto piacere averti qua. E in via San Giusto è la nostra nuova base missionaria. Via San Giusto, numero 2, Firenze, vicino a Torregali, ospedale di Torregali. Noi siamo lì, c'è la rotonda dell'ospedale, e prendete la prima uscita verso Ponte a Greve a Firenze, e è il primo cancello a destra, numero 2.
entrate, c'è il cortile, il parcheggio, al fondo del cortile abbiamo la nostra base missionaria, che ogni mercoledì siamo lì anche con le attività del progetto Non Sei Solo. Amen? Siete invitati a partecipare con noi. Ah, non ho bisogno, ma se tu vuoi fare volontariato, se tu hai nel cuore di servire al Signore, di aiutare le persone, venite perché abbiamo bisogno. Il campo è grande il campo, ma pochi sono i lavoratori, quindi vorrei invitarvi a partecipare con noi, servire al Signore, servendo le persone, nella mensa, gloria a Dio. Il numero è 351-360-4320. Questo numero è il numero della nostra base missionaria del settore 1. Conoscete i settori ecclesiastici della Shea Damit? Se volete conoscere i settori di Shea Damit, potete cercare su Instagram, settore 1, settore 01, Shea Damit, settore 01, Shea Damit, settore 02 e Shea Damit, settore 03. Lì ci sono tutte le informazioni di culto, di riunioni, dei progetti. Vorrei approfittare questo momento e mandare un grande abbraccio ai miei fratelli e ai missionari responsabili per i settori ecclesiastici di Shea Damit in Italia, sia il settore 1 qua, tutti gli operai, fratelli di Firenze, sia Scandici e tutta la provincia di Firenze, la provincia fiorentina. Che Dio vi benedica abbondantemente. Un abbraccio grande. Vorrei anche estendere il mio abbraccio ai fratelli del settore 2, che è il settore della provincia di Pisa. Che Dio benedica tutti i miei fratelli missionari, Marco, Lilo, Denisa, Carminha, Jamile e tutti i fratelli che sono lì a Pisa, a Monte Cerboli. Che Dio benedica. Un abbraccio grande. Siete nei cuori nostri e siamo in preghiera per voi. La vittoria è nostra per il sangue di Gesù. Vorrei anche estendere il mio abbraccio ai fratelli del settore ecclesiastico 3. Un abbraccio ai missionari, a Giovanni, ad Ariana, a tutti i nostri fratelli che sono a Legnago di Verona. Che Dio benedica tutti i fratelli del settore ecclesiastico 3, che è Verona, la provincia di Verona. Un abbraccio grandi. Che Dio benedica in nome di Gesù a tutti. Gloria a Dio. Vorrei anche ringraziare ai fratelli che contribuiscono, che offrono, che mantengono la missione, che sono fedeli mantenitori. Un abbraccio a voi, tutti che fate la vostra offerta missionaria. Ci sono diverse persone che fanno la sua offerta missionaria da 10 euro mensile per sostegno del progetto Non Sei Solo. Ringrazio a tutti fratelli perché sono nostri fratelli, anche gli assistiti che cooperano con questa offerta. Che Dio benedica te, la tua casa e moltiplichi per 100 questa tua offerta. E i fratelli che sono decimisti e che nelle basi missionarie consegnano la loro offerta, che Dio vi benedica, che Dio possa provvedere a ogni bisogno tuo e della tua casa. E ai fratelli che sono fuori Italia, che contribuiscono pure e che mandano la sua offerta missionaria, e vorrei ringraziarvi per tutto amore, per tutta gioia di mantenere. Non potete essere qui con noi, ma fedelmente, mensilmente riceviamo la vostra offerta che ci fa seguire avanti e portare questo progetto e questa missione avanti per la gloria di Dio. È preghiera, è digiuno, è parola e con le contribuzioni continuiamo evangelizzando, perché evangelizzazione è la nostra priorità. Che Dio ti benedica abbondantemente in nome di Gesù. Fratelli, preghiamo. La mia richiesta di preghiera è per diaconi. Io sono in un periodo che sono in questa preghiera e vorrei condividere alla Chiesa questo bisogno. Abbiamo bisogno di diaconi nelle basi missionarie per servire la mensa, per assistere i fratelli, perché noi missionari che siamo chiamati alla parola e alla preghiera possiamo dedicarci a questo. E vorrei chiedere ai fratelli di pregare perché il Signore possa mandare
diaconi per la sua opera. Ci sono persone, molte persone che vogliono fare pastore, che vogliono fare questo, e ci sono persone che non vogliono fare niente. Ma la mia preghiera è che il Signore prepari diaconi, uomini pii, tementi, pieni di Spirito Santo, uomini che amano il Signore, che seguono la sua parola e che hanno una buona testimonianza. È questo il mio desiderio. Vorrei condividere questa richiesta di preghiera con i miei fratelli qua, questo appello. Il campo ha bisogno dei diaconi e vorrei chiedere al Signore che prepari questi uomini, questi giovani. Io sono stato un diacono giovane, avevo 18 anni quando sono stato consacrato al diaconato. È stato per me un onore molto grande quando mio pastore mi ha chiamato, ha detto: fratello Victor, io insieme a tutta l'assemblea abbiamo giudicato per le tue testimonianze che tu devi essere un diacono della casa del Signore. E io in quel momento sono rimasto lisonjeato, felice, onorato per servire la sposa di Cristo, per servire la Chiesa di Dio e per servire i poveri necessitati. Da quel giorno ho ricevuto una scopa, una busta di spazzatura, ho ricevuto gli infermi da curare, da visitare, le vedove e gli orfani da visitare, e quel compito ce l'ho fino oggi, perché io, anche se sono diventato pastore, se sono stato consacrato pastore, perché nessuno diventa, si è consacrato. Io sono stato consacrato pastore, ma continuo esercitando la funzione di diacono, perché non si perde quella, si aggiunge un'altra. E quindi la mia preghiera è che il Signore possa preparare questi uomini per diventare diaconi, e le donne che possono assistere la mensa del Signore, la Chiesa del Signore, perché le donne sono sempre state utili nell'opera di Dio, sia nella preghiera, sia nell'evangelizzazione e sia nell'assistenza ai poveri. Vorrei invitare le donne per alzarsi in preghiera, perché in questa missione Dio possa alzare uomini fedeli al Signore. Continuiamo in preghiera. Ho ricevuto stamattina le richieste, continuiamo in preghiera per Massimiliano, perché ha molto bisogno, fratello di Verona. Preghiamo perché il Signore possa aiutarlo in ogni bisogno. Preghiamo per la ristrutturazione della base missionaria a Pisa, che questa domenica sarà l'inaugurazione e la Santa Cena. Domenica a Pisa alle 10:30 di mattina, in via Felice Tribolati, numero 6, missionario Marco Lillo, la missionaria Denisa, invita tutti i fratelli per essere lì, partecipando della grande inaugurazione di quella casa, che da gennaio siamo lì a pregare, a evangelizzare, e adesso si parte con le attività. Preghiamo perché il Signore possa salvare le anime e che il suo nome, il suo Vangelo sia propagato, sia annunziato in quella città di Pisa, e il nome del Signore sia glorificato. Preghiamo per la salute della missionaria Denisa, perché il Signore possa cambiare la sua situazione di salute e aiutarla in ogni cosa. Preghiamo per tutte le basi missionarie che hanno bisogno e altri progetti missionari. Preghiamo per il vivaio missionario, che sarà una benedizione. Questo nuovo anno del vivaio missionario stiamo concludendo la prima classe dopo 18 mesi di crescita, di insegnamento, e questi ragazzi stanno proprio finendo questa lezione, questa classe,
e inizieremo un'altra. Se tu vuoi studiare con noi nel vivaio missionario, è online e tu potrai partecipare con noi. Le classi inizieranno presto. Cercate anche su questo numero di WhatsApp, potete mandare la vostra richiesta per sapere di più sul vivaio missionario, ok? E quindi pregate per il vivaio missionario e per la nostra conferenza missionaria 2025. La conferenza missionaria 2025 sarà 1 e 2 novembre. Il programma si svolgerà la mattina, pomeriggio e sera del giorno 1 novembre e la mattina del giorno 2. E quindi saremo qui in questa bella giornata nella presenza del Signore per la conferenza missionaria. Tutti i missionari, tutte le basi missionarie sono convocate a partecipare della conferenza missionaria 2025, in cui il tema è tempo di restaurazione, ubbidendo per servire. Preghiamo, fratelli. La sorella Annunziata Calabrese, un abbraccio, cara, al sud d'Italia. Che Dio benedica i nostri fratelli che sono al sud, al nord, nelle isole. Che Dio benedica tutti i fratelli. In nome di Gesù, continuiamo in preghiera per la nostra cara sorella Annunziata Calabrese. Glória a Dio. Preghiamo al Signore, presentando a Lui le nostre richieste e bisogni, ma soprattutto glorifichiamo a Dio nelle nostre preghiere. Padre, in nome di Gesù siamo qui nella Tua presenza e vogliamo ringraziarti per questa opportunità che ci dai di essere qui insieme. Grazie per un giorno in più. Oggi è giovedì 19 settembre 2024. Siamo qui, Signore, per onorare e glorificare il Tuo nome. Grazie, Signore, per la Tua bontà, per il Tuo amore, per la Tua misericordia, per i Tuoi benefici per la nostra vita, per noi, per la nostra casa. Grazie per la salute che ci dai, grazie per le liberazioni, siano quelle visibili e siano quelle invisibili. Signore, è vero che noi non ci accorgiamo perché non vediamo i combattimenti spirituali, non riusciamo a vedere, ma nel regno spirituale sappiamo che esiste un grande combattimento che tu non si fermi mai. Tu non ti fermi mai perché se tu ti fermi noi moriamo. Siamo consumati, come Davide ha detto, che guai da noi se non fosse il Signore. Eravamo già inghiottiti dai nostri nemici. Ma gloria a te per la tua bontà, che mentre noi dormiamo in pace perché tu continui a lavorare, tu continui a combattere per noi. Grazie perché poteva essere molto di più gli attacchi, ma tu, Signore, blocchi, fermi e fai tante cose che noi non riusciamo a vedere e a accorgerci perché non siamo in questa dimensione. Ma vogliamo ringraziarti per le liberazioni che non vediamo, che il nemico pianifica ma tu non permetti. Signore, grazie perché sei tu che rompe l'arco, che spezza la lancia e che brucia i carri sul fuoco. Grazie perché all'ombra dell'Altissimo possiamo riposare. Tu sei la nostra roccia, la nostra difesa. Oh Signore, il nemico della nostra fede, che continua a investire su di noi, sulla nostra casa, sul nostro corpo. Vogliamo pregare per gli infermi. Voglio pregare, Signore, perché tu possa guarire, intervenire nella vita di questo fratello, di questa sorella, che possano, Signore, essere restaurati, liberati, guariti nel nome potente del Signore Gesù Cristo. Vorrei pregare, Signore, che tu possa intervenire stamattina con salute nella vita di questa persona.
che questa persona che si trova in un diagnostico medico di cancro, una malattia irreversibile, che tu possa, Signore, intervenire e confondere la medicina, confondere, Signore, i medici perché possano vedere la tua gloria e che questa persona possa testimoniare e dire: il Signore mi ha guarito, come tu hai guarito, Signore, il mio corpo, così guarisce questo fratello, come tu hai guarito, Signore, quella donna con flusso di sangue, guarisce oggi questa donna, Signore, di questo mioma, di questo cancro, di questo male che ha, Signore, negli organi, in nome di Gesù, di questo dolore alla schiena, di queste male alle ossa, in nome di Gesù, Padre, ti prego di intervenire, Signore, nel cuore, interviene, Signore, nel sangue. Tu puoi guarire, Signore, di ogni patologia, sia quella ereditaria, sia quella genetica, sia quella presa, Signore, da un abito male di vita. Signore, grazie perché tu sei salute e nella tua presenza, Padre, il male si ritira. In nome di Gesù, che il male possa ritirarsi stamattina di questo corpo. Quella persona che ha sclerosi multipla, quella persona che ha quei dolori come quella signora è arrivata qui a Firenze, male, portata con tutti quei dolori e oggi non senti più niente perché tu hai intervenuto, tu hai guarito qua. È vero, qui tu hai fatto tante cose bellissime, Signore. Purtroppo alcune persone fanno come quei 9 lebbrosi, vanno via e non tornano più. Ma noi siamo qui come quello unico lebbroso che è andato, che tu hai guarito e che è tornato per ringraziare. Oh Signore, intervieni nella salute della sorella Annunziata Calabresi, della missionaria Denisa. Signore, noi proclamiamo in nome di Gesù, Padre, che tu sei l'unico Signore Salvatore e che tu hai portato su di te tutte le nostre malattie, che se tu vuoi, Signore, tu puoi guarire stamattina. Non noi diciamo, io proclamo, io dichiaro, ma nel tuo nome, Signore, noi mandiamo via ogni male, sia sulla mente, nei cuori, sul corpo, in nome di Gesù, Padre. Guarisce queste persone, ti prego, che tu possa benedire i fratelli che cooperano, che contribuiscono, che donano, che offrono. Vorrei pregare per ogni finanza, Signore, ogni persona e la loro finanza, che tu possa intervenire nella vita di quello che ancora, Signore, non ha una casa, per quelli che hanno un debito da pagare, per quelli che ha un bisogno di acquistare una cosa necessaria, utile, non per le cose che non abbiamo bisogno, Signore, non per le cose in più, ma vogliamo chiederti, Signore, che questa famiglia tu possa sostenere. Grazie per il pane quotidiano, grazie perché tu provvedi sempre a noi. Grazie perché non ci manca mai, Signore, il pane, l'alimento, il cibo. Grazie, Signore, per ogni provvidenza tua. Vorrei chiederti, Signore, di benedire anche i bambini che sono alla scuola stamattina. Interviene stamattina nella vita di questi bambini. Vorrei pregare per le coppie, per le famiglie, dove, Signore, c'è un conflitto, che tu possa cessare questo conflitto, perché la tua parola dice che tu fa cessare ogni guerra. In nome di Gesù, Padre, ti preghiamo che tu possa unire di più questa famiglia, questa coppia, che tu possa, Signore, insegnare a questa famiglia a gestire i suoi figli. In nome di Gesù, Padre, che tu possa governare questa casa e che questo uomo possa avere, Signore, il sacerdozio della sua famiglia e possa riaverlo, perché si è perso, possa riaverlo, Signore.
in nome di Gesù, che ogni restaurazione succeda nelle famiglie, Signore, sia fra le coppie, sia fra i genitori e figli, sia fra i parenti, che tu possa restaurare la pace, l'amore, la comunione fra i santi, fra i fratelli, fra il tuo popolo. Vorrei chiederti, Signore, per la missione, per la ristrutturazione lì a Pisa, grazie per la vita di Jamili, di Domenico, di Daniel, di Maisa, di Linda, che sono lì impegnati, di Marco, Signore. Grazie, Padre, perché tu provvedi, tu fai tutto. Grazie perché so che domenica saremo lì a celebrare. Ti prego di provvedere ogni bisogno per finire quella ristrutturazione, che tu possa provvedere ogni cosa che abbiamo bisogno, che tu possa toccare nei cuori di quelli che sanno fare e di noi che non sappiamo fare, che tu possa darci intelligenza, che tu possa darci abilità per fare, Signore. Aiutaci a concludere tutta quella ristrutturazione in nome di Gesù, Padre. Ti prego per la conferenza missionaria 2025, vorrei consacrare quei 2 giorni a te, Signore, sia il giorno 1 e il giorno 2, tutto il programma che sia guidato da te, che le persone che parleranno, che insegneranno, che canteranno, che testimonieranno, Signore, tutto il programma consacriamo a te, le persone che parteciperanno, che verranno da Firenze e da altre città, che possano, Signore, essere insieme per un programma di risveglio, di crescita spirituale e di restaurazione. In nome di Gesù, Padre, vorrei chiederti per Massimiliano che tu possa continuare con le tue mani stese e che tu possa concludere questa faccenda e che lui sia completamente libero per servirti e che possa testimoniare come quel cantico: un giorno ero buio e oggi sono un giorno di sole. Un giorno ero in una valle terribile e oggi sono su un monte di Dio. Signore, ti prego che tu possa cambiare capovolta la vita di Massimiliano, che tu possa cambiare di acqua in vino come hai fatto in Cana. In nome di Gesù, Signore. Ti prego per tutti i nostri missionari, abbracciali, che loro possano sentirti vicino a loro, assistendoli in ogni cosa, che tu possa capacitarli nella gestione delle attività che tu hai fidato, ma anche, Signore, nel parlare, nell'insegnare. Insegnaci a insegnare, che tu possa provvedere diaconi per la missione, per le basi missionarie. Signore, ti prego che tu possa prepararli, riempirli di Spirito Santo, che loro abbiano una buona testimonianza e che siano uomini, Signore, ubbidienti, che temono a te e che glorificano il tuo nome. Signore, ti prego che tu possa benedire tutta la missione, tutta l'Italia, dal nord al sud, le autorità che tu hai costituito, Signore, che tu possa benedire in nome di Gesù, Padre. Benedice ogni chiesa, ogni pastore, benedice ogni ministero, che tu possa aiutare ognuno che proclama, che parla di te in questa città, in questo paese. In nome di Gesù ti prego per i fratelli che sono fuori Italia, in Spagna, fratello Marco, in Svezia, sorella Mirella, in Svizzera, in Albania, Romania, Croácia, Slovenia, Georgia, Signore, in tutto l'est europeo, nord Europa. Signore, vorrei pregare per i fratelli che sono in tutta Europa, in America, America centrale, America del Sud. Vorrei pregare per il continente asiatico. Vorrei pregare, Signore, anche per i fratelli che sono in Africa. Benedice, Signore, che tu possa preparare questo campo missionario in Italia, che l'Italia possa preparare missionari, inviare fuori Italia missionari, Signore. In nome di Gesù, Padre, usaci per la gloria del tuo nome. Ti preghiamo. Amen e amen. Alleluia! Innalzato sia il nome del Signore Gesù.
Continuiamo stamattina adorando al Signore, abbiamo già pregato, condividiamo la parola, un consiglio biblico, vorrei invitarvi a leggere con noi. Salmo di numero 9 oggi. Salmo di Davide. Salmo 9. Aprite la vostra Bibbia e leggete con noi Salmo 9. Alleluia. Io celebrerò il Signore con tutto il mio cuore, narrerò tutte le tue meraviglie, mi rallegrerò ed esulterò in te, salmeggerò al tuo nome, o Altissimo, poiché i miei nemici voltano le spalle, cadono e periscono davanti a te. Tu infatti hai sostenuto il mio diritto e la mia causa. Ti sei assiso sul trono come giusto giudice. Tu hai rimproverato le nazioni, hai fatto perire l'empio, hai cancellato i loro nomi per sempre. È finita per il nemico. Sono rovine perenni. Delle città che hai distrutte si è perso perfino il ricordo. Il Signore siede come re in eterno. Egli ha preparato il suo trono per il giudizio. Giudicherà il mondo con giustizia, giudicherà i popoli con rettitudine. Il Signore sarà un rifugio sicuro per l'oppresso, un rifugio sicuro in tempo d'angoscia. Quelli che conoscono il tuo nome confideranno in te, perché, o Signore, tu non abbandoni quelli che ti cercano. Salmeggiate al Signore che abita in Sion, raccontate tra i popoli le sue opere, perché colui che domanda ragione del sangue si ricorda dei miseri e non ne dimentica il grido. Abbi pietà di me, o Signore. Vedi come mi affliggono quelli che mi odiano. O tu che mi fai risalire dalle porte della morte, affinché io racconti le tue lodi. Alle porte della figlia di Sion festeggerò per la tua salvezza. Le nazioni sono sprofondate nella fossa che avevano fatta. Il loro piede è stato preso nella rete che avevano tesa. Il Signore si è fatto conoscere, ha fatto giustizia, l'empio è caduto nella trappola tesa con le proprie mani. Gli empi se ne andranno al soggiorno dei morti. Sì, tutte le nazioni che dimenticano Dio. Certamente il povero non sarà dimenticato per sempre, né la speranza dei miseri resterà delusa in eterno. Ergiti, o Signore, non lasciare che prevalga il mortale. Siano giudicate le nazioni in tua presenza. O Signore, infondi spavento in loro. I popoli riconoscano che sono mortali. I popoli riconoscano che sono mortali. Caro mio, questo salmo parla molto forte su chi è il Signore e su che siamo noi. Noi siamo mortali. Il Signore invece è eterno. Ma questo Dio eterno stamattina ci dà una risposta. Lui giudicherà e lui ha preso in mano la tua causa, la mia causa. Versetto 18 dice: certamente
il povero non sarà dimenticato per sempre, né la speranza dei miseri resterà delusa in eterno. Chissà tu ti trovi in questa condizione stamattina, ma oggi il Signore ci incoraggia parlando che non sarà dimenticato per sempre. Né questa speranza che abbiamo, magari abbiamo ricevuto anche una parola di qualcuno dicendo lascia stare, non cambierà niente, continuerà così. Vorrei dirti che la nostra speranza è nell'Eterno, nel Signore. E questa speranza molte volte è abbattuta dai momenti che affrontiamo. Ma per più che sia abbattuta, non è distrutta. Perché è vero che sentiamo l'impatto, è vero che sentiamo tutto che il nemico trama, pianifica contro di noi, ma non ci riduce. Alleluia! Non ci riduce. Perché nonostante la nostra mortalità, saremo rivestiti di immortalità. Saremo rivestiti di immortalità. E noi diremo: dov'è, o morti, la tua vittoria? Noi diremo: perché il Signore ha vinto la morte. E la nostra speranza è Lui. Quindi, fratelli miei, siete consolati stamattina perché il Signore ha in mano la tua causa. Lui sostiene il tuo diritto e la tua causa. Alleluia. Lui sostiene il tuo diritto e la tua causa. È Lui che è e che fa. Che possiamo continuare cercando il Signore, perché veramente prendi in mano la nostra causa, il nostro diritto. È un privilegio, fratelli, perché tante volte noi pensiamo che diciamo così, ma qui è così. Qui è così. Ma il Signore rimproverà chi deve rimproverare. Il Signore parlerà con chi devi parlare, ma noi non rimarremo delusi per sempre in questa situazione. Stamattina, fratelli, è una mattina di speranza. Molte volte nella mia vita mi sono trovato confrontato dalla situazione, dal momento, ma vorrei consigliarvi una cosa, che a me è servito e è stato utile finora. Ricordare delle parole del Signore, della promessa. Ricordare del Signore. Perché a volte noi vogliamo dare merito alle persone e dire: ma questa persona è stata molto carina con me, questa persona ha fatto questo bene a me. Ma io capisco che le persone ricevono ordini di Dio, da Dio.
di fare, di benedire. E ogni cosa che succede nella mia vita mi fa ricordare del beneficio del Signore, della sua misericordia e che Lui ha in mano la mia causa. Satana molte volte bussa il mio cuore dicendo: dubita. A volte le persone si disperano per una situazione momentanea. Calma, stai tranquillo. In questo mondo tutto si muove, in questo mondo tutto si sposta, ma il nostro Re continua seduto nel suo trono di gloria, regnando, controllando, comandando, alleluia, dando ordini. E noi, molte volte, siamo ridotti in quel momento lì. Ah, è finita la faccenda. Ma Davide parla che il Signore prende la nostra causa in mano. Davide parla che lui è seduto nel suo trono. Anche le cause, fratelli, che noi pensiamo che non è più solubile, che non è risolubile, che non si risolve. Ah, ma questa cosa è una cosa che perché io abbia questo diritto devi cambiare la legge, devi fare... Ma chi è Dio se non Signore? Che stamattina tu possa riempire la tua bocca di un salmo. Salmeggia al Signore. Racconta tra i popoli le sue opere, perché tu ancora porterai la testimonianza di ciò che farà il Signore. Non ti preoccupare con gli empi, perché a volte noi vediamo che gli empi prosperano, gli empi stanno bene apparentemente, ma il Signore, ecco, sta vedendo tutto. E è Lui, fratelli, è Lui che giudicherà, che farà. E meglio che il principio di tutto è la fine di tutto. Il meglio dell'inizio è la fine, perché uno può iniziare, ma se non conclude di che vale? Quindi segui avanti. Ricordati delle parole del Signore. Ricordati delle sue parole, delle sue promesse e mettiti diritto e fai quello che devi fare, anche se tu non stai vedendo né vento né pioggia. Mi fa ricordare di quei re. Giosafat e altri re sono usciti a combattere, ma purtroppo in un momento si sono persi lì e giravano nel deserto. Ma in Samaria aveva un profeta di nome Eliseu. E Giosafat ha detto: io so che in Israele ha un profeta. Andiamo a consultarlo. Andiamo a consultarlo. Fratelli miei, è normale che nella nostra vita succeda un momento che ci siamo persi. Usciamo un po' dal proposito di Dio, usciamo un po' dalla sua volontà, perché la lotta, il combattimento, la difficoltà a volte ci spinge a uscire, ma non dobbiamo essere sempre fuori. No, non possiamo stare fuori. Torna oggi, perché Dio ha una parola per te. Dio ha una parola per te di restaurazione. E la parola dice che
quando loro hanno consultato Eliseo, il profeta ha detto: in questa valle non vedete vento né pioggia, ma tuttavia si riempirà di molta acqua. Dio sta dicendo che ti sorprenderà se tu torni ai tuoi principi e se tu torni alla sua volontà. La Bibbia dice che non avrà morte. Gli empi si periranno, ma te e la tua casa sopravviveranno, e non solo questo, berai tu, berà la tua casa e anche quelli che sono vicini a te. E la Bibbia dice che loro hanno dovuto scavare cisterne nella valle. In questa valle non stia fermo, comincia a scavare. Sa cosa vuol dire scavare cisterne? Pregare. Dio ti sta invitando a pregare. Prega al Signore, stia in preghiera. Convoca, io qua a Firenze faccio sempre una convocazione di una settimana di preghiera e noi avremo un periodo di preparazione per la conferenza missionaria di preghiera con tutta la missione. E vorrei invitare te, consacrati al Signore. Vivi una vita di preghiera, perché chi vive una vita di preghiera ha una vita vittoriosa. Che Dio ti benedica, buona giornata, che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e la consolazione dello Spirito Santo sia con te, con la tua casa, con la tua famiglia, con tutti, oggi e per sempre. Noi diciamo amen e amen. Un abbraccio grande a tutti. Se Dio vuole, ci vediamo martedì con la preghiera del mattino alle 8. E voi che siete a Firenze, stasera abbiamo lo studio biblico alle 7. Venite a partecipare dello studio biblico e la preghiera a Firenze, via Il Prato 40 Rosso. Amen. Che Dio benedica a tutti e seguiamo. Oggi abbiamo un progetto Non Sei Solo a Firenze dalle 10 fino alle 7. Che Dio vi benedica abbondantemente.